Searching for a destiny that's mine. There's another place, another time. Touching many hearts along the way. Yeah. Hoping that I'll never have to say it's just an illusion. 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 Follow your emotions everywhere. Is it really magic in the air? Never let your feelings get you down. Open up your eyes and look around. It's just an illusion. 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 Could be that. It's just an illusion. And almost confusion. Could be that. It's just an illusion. Could be that. It's just an illusion. And almost confusion. Could be that. It's just an illusion. Could it be a picture in my mind? Never sure exactly what I'll find. Only in my dreams I'll take you on. Here for just a moment, then you're gone. It's just an illusion. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1096 di oggi, mercoledì 10 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be, signore e signori. Cominciamo la nostra trasmissione, 340-670-9659, se volete mandarci già da adesso le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294-7222 per il telefono. Le 18:17 minuti e 16 secondi, il pezzo con cui abbiamo aperto la trasmissione stasera sono gli Imagination con Just an Illusion del 1982 e tra poco parleremo dell'illusione dell'oro con il senatore Claudio Borghi nell'ambito del Qui Parlamento di stasera. Sarà in fondo un po', se volete, anche un ripasso della puntata di ieri di Diritto e Rovescio, della puntata di ieri di Scuola di Magia. Ma adesso, invece, implacabile come sempre, arriva lui. Intanto, Natalia, perdonami, la creanza prima di tutto. Buonasera e ben trovata e buon lavoro. Detto ciò, se sei pronta, vai pure con Diritto e Rovescio di Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Prego. Quelle soddisfazioni che non ci stanno dando le Ferrari nel campionato automobilistico di Formula 1
ce le sta dando a livello mondiale il Teatro La Scala di Milano, che con la sua prima ha raggiunto straordinari vertici di perfezione musicale e scenografica con una Lady Macbeth del compositore russo Shostakovich. È da tempo che non si vede, anche nelle rappresentazioni sublimi alle quali ci ha abituato La Scala, uno spettacolo così potente e massiccio. La cosa che colpisce è come in questo caso la musica sia funzionale alla narrazione e quindi sia aspra, dura, grottesca, genere in cui eccelleva Shostakovich, ma anche con 4 o 5 momenti di puro lirismo e di una bellezza celestiale. Protagonisti sono stati il coro e l'orchestra, che finiscono stremati, però neanche il pubblico scherza, travolto da una trama serrata per ritmo e linguaggio, dove erotismo, odio, amore e corruzione, le 3 S famose del giornalismo, sesso, soldi e sangue, che qui abbondano come pure il parlato asciutto e diretto. Ha ampiamente ragione il nostro Pierluigi Magnaschi. Tra l'altro stamattina il grande Gianni Macheda ha scritto un bellissimo pezzo a proposito della figura di Dmitri Shostakovich, le sue grandi passioni, tra cui anche il gioco del calcio. Era un accanito tifoso ed esperto di pallone. Insomma, una figura davvero complessa, con tante sfaccettature, capace di creare una musica che è rimasta a buon diritto nella storia. Allora, le 18:20, adesso vediamo se riusciamo a entrare in contatto con il senatore Claudio Borghi Aquilini, che sarà il nostro gradito ospite di Qui Parlamento. Nel frattempo io vi dico che diamo un'occhiatina alle agenzie. E allora andiamo a vedere l'ANSA a quest'ora della sera. Anche stasera lo spread BTP Bund, tra l'altro, chiude stabile a 69 punti. Le notizie dell'ANSA: addio alla scrittrice Sophie Kinsella, autrice di I Love Shopping. Il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. In un libro ha raccontato il suo cancro. Ancora la guerra in Ucraina, il Washington Post svela il piano di pace, telefonata di Macron, Starmer e Merz con Trump. Mattarella: indebolire le istituzioni multilaterali apre al rischio di prevaricazione. Certo che se l'istituzione multilaterale, che è appunto l'ONU, si indebolisce da sola, c'è poco da aggiungere. Il verdetto all'unanimità: la cucina italiana patrimonio dell'umanità UNESCO. E ancora il decreto energia in arrivo per 4 milioni e mezzo di famiglie, un bonus da 55 euro per le bollette della luce. Ma adesso apriamo lo spazio Qui Parlamento con il senatore Claudio Borghi. Buonasera senatore, bentornato. Buonasera. Io sono allora, un ingenuo, perché mi dicono hai un po' di tempo per la Radio Libertà. Io ovviamente guardo l'agenda e dico sì, poi ovviamente, perché qua uno non capisce il tipo di delirio, no, in cui siamo dentro, in questo momento c'è la riunione per la legge di bilancio, gli enti locali e cose di questo tipo. Vabbè, comunque fortunatamente passava fuori l'onorevole Bagnai, l'ho agganciato come è presente il pastore, no? Quello lì col bastone a gancio, no? Cioè prende la pecora, track, no? Ho detto, senti, mentre sono fuori a parlare con Radio Libertà, stati a sentire un secondo che dico, no? Così, ecco che riesco a essere con voi. Veramente una scena impagabile, chiedo scusa. Una scena impagabile, ma ecco appunto, noi niente, anche stasera il tema che viene segnalato è l'emendamento, questo benedetto emendamento sull'oro. Tra l'altro stamattina c'era Cottarelli sul Corriere. Lo so che vi piace quella roba. Lo so, stamattina c'era Cottarelli sul Corriere della Sera. Ma io ho preferito tacere fino ad ora sull'oro, però l'oro in realtà la BCE qua e là. Ma perché fa così paura, benedetti Dio, quest'oro? Cioè, tu immagina gli interessi che ci sono dietro quando si parla di cose da 2.000 euro, no?
C'è Sì. della gente che ammazza per strada per fare uno scippo. Tu immagina invece cosa può essere il valore e gli interessi che stanno dietro cose che sono superiori, ma di molto, a quanto in passato aveva rappresentato, per esempio, che ne so, appunto i conquistadores spagnoli o similari. Cioè, se non mi ricordo male, l'oro che è stato prelevato dagli imperi degli Aztechi e degli Inca, dai conquistadores spagnoli, erano 500 tonnellate, no? Quindi voi immaginate tutte le storie dei pirati, tutte le cose così, questo tipo derivavano in parte da quell'oro lì. E qui invece stiamo parlando di 2500 tonnellate. Quindi immaginate Ecco. un po' di che cosa si parla. Quindi io mi aspetto ben di peggio. Certo, Finché chiaramente. Cottarelli chi se ne frega, cioè nel senso hanno mandato il Corsaro Nero lì e dice per quelle cose hanno mandato Pizzarro, Montezuma, no? E similari, sai chi se ne Beh. frega di Cottarelli. Ma, in tutto questo, insomma, questo benedetto emendamento sta andando avanti. Ieri ci siamo salutati con queste rassicurazioni alla BCE che diceva di non capire molto bene il significato di questo emendamento. Cioè, mi sembra, non lo so, mi sembrano quelle conversazioni in cui c'è quello che fa finta di non capire. Questi qua di Francoforte che dicono: "Noi non aver capito, però qua e là", cioè non è che ci vuole tanto un disegnino per farglielo capire a questi qua, immagino. Sì, ma io mi ricordo quando ai tempi, all'inizio del diciamo, c'era Draghi, a un certo punto, non so se vi ricordate, Putin aveva detto che pretendeva che il suo gas venisse pagato in rubli, no? Sì, Allora c'era Draghi che aveva fatto una lunga telefonata con Putin all'epoca, no? E dice: abbiamo fatto una lunga telefonata con Putin, mi ha un po' spiegato lo schema, no? Che adesso dobbiamo studiare. E mi ricordo che c'era un utente dei social, no? Un signore che aveva fatto: vabbè, ma lo schema è questo qui, no? C'erano fatto due rettangolini, uno gas e dall'altra parte rubli. Quindi c'era una freccia da una parte, dice: se tu mi dai i rubli io ti do il gas, e dall'altra parte la freccia che andava dall'altra parte, no? Quindi dice, insomma, non è che c'è tanto da capire. Anche in questo caso non ci sarebbe tanto da capire, vale a dire l'oro è dello Stato italiano e non può essere altrimenti, e loro sono in grave imbarazzo perché se fossimo solo noi ci direbbero domani che l'oro è sequestrato per qualsiasi motivo, no? Cioè, direbbero così. Dato che però non siamo solo noi e loro ovviamente ce l'hanno anche i francesi e i tedeschi, devono muoversi come quello che cammina sulle uova, no? Perché dice: se dico qualcosa di sbagliato è la volta che poi arrivano quelli della Bundesbank e mi dicono: ma che stai dicendo, amica mia? Quindi li capisco, ma io ovviamente ho studiato più o meno tutte i possibili scenari, no? Prima di andare su questa china, perché sapevo che ci sarebbero stati ovviamente eh, delle resistenze che noi non immaginiamo. certo, immagino. Nel frattempo intanto abbiamo c'è l'ANSA che dice che pure stasera lo spread è stabile a quota 69. Insomma, la grande tempesta è passata. E soprattutto non mi sembra che parlare di oro e così via e parlare di oro che è dello Stato spaventi i mercati, ecco, perché di solito c'era Infatti. sempre questo argomento qua, no? Ecco, stai spaventando i mercati, non dovresti fare, non so se notate, invece guarda Sì, sì. caso, noi parliamo di oro che vogliamo tenerlo noi e nessuno si azzarda a fare niente. Sarà pure un significato anche in questo, no? Su quant'è in questo momento la nostra forza e quanto possiamo permetterci di fare e dire queste cose, perché voi capite che se eravamo con lo spread a 500 perché in situazioni in cui eravamo gli unici che andavano male, con deficit di saldo commerciale, con
governanti molto forti in Germania e Francia ce l'avrebbero fatta a pezzi. In questo momento è il contrario, quindi insomma questo serve anche di lezione a quelli che pensano che le cose siano semplici. Cioè le cose possono essere semplici dal punto di vista concettuale, però il momento in cui tu le puoi fare non è indifferente, e bisogna avere pazienza. Io purtroppo tante volte i nostri lettori, ma forse anch'io all'epoca, quando prima di fare politica hanno molta meno pazienza. Cioè, mentre quelli di sinistra votano sempre, no? Indipendentemente da tutto, di solito l'elettore di centrodestra è un filo più esigente. Per certi versi non gli si può neanche dar torto, no? Giustamente loro dicono, beh, mica siamo dei pecoroni come quelli là, no? Che votano in ogni caso. Se tu non mi porti quello che mi hai promesso subito, io ti faccio vedere che non sono contento e non ti voto. Però con questo meccanismo non mi lasci mai la possibilità di farlo, perché tante volte le cose non possono essere fatte subito. Certo, chiaramente. Senatore, per concludere, che questa riunione in cui il malcapitato Bagnai in questo momento sta assistendo, appunto, che cosa dovrebbe prevedere stasera? Serve per la legge di bilancio per le cose relative agli enti locali, dato che in un modo o nell'altro le richieste degli enti locali sono trasversali, quindi non è che comune di destra chiede qualcosa di diverso rispetto a quello del comune di sinistra, no? Perché alla fine quando uno è un amministratore locale di solito i problemi sono più o meno sempre quelli. Allora, dato che appunto ci sono molti emendamenti alla legge di bilancio che sono uguali tra maggioranza e opposizione per quello che riguardano gli enti locali, vengono trattati assieme. Quindi c'è una riunione dove il governo ti dice su questa roba qua si potrebbe fare così, questa roba qua invece è meglio di no. Va bene. Allora, noi ci risentiamo martedì prossimo per Scuola di Magia e grazie anche stasera. Grazie a voi, arrivederci, buonasera. Allora, noi chiudiamo ringraziando ancora una volta il senatore Claudio Borghi del suo tempo. Chiudiamo questo spazio, ci diamo un momento di pausa perché sono le 18:30 e poi ascoltiamo José Feliciano, Che sarà, del 1971, perché e poi ve lo spiega Antonio Zannaro. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, e a domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una legna del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò.
che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 18:33 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1096 del nostro amato Zoom. Allora, è giunto il momento di conto corrente con lui. Ancora una volta tra di noi, ancora una volta a raccontarci che sarà, ma non che sarà delle nostre vite, perché insomma questi sono fatti privati, ma che sarà, oddio, in un certo senso anche che cosa sarà delle nostre vite, perché lui è Antonio Zennaro, questo è conto corrente e naturalmente parliamo di previsioni per il 2026. Ciao Antonio, ben trovato. Antonino, buonasera, buonasera a tutti gli amici della super mega bellissima Radio Libertà. Allora Antonio, che sarà delle nostre vite nel 26? Allora, intanto è stato un anno di bilanci, perché siamo verso fine anno e bisogna fare i bilanci, il cosiddetto audit di fine anno. Quindi è stato l'anno che doveva essere l'anno delle criptovalute, un anno che era iniziato con una grandissima esplosione, rally di tutte le criptovalute, comprese la Trump Coin, la Melania Coin, e più ne ha più ne metta, però poi è un po' la volta tutta questa euforia sulle cripto si è un po' sgonfiata. E quello che doveva essere l'oro digitale, alla fine della fiera, sapete da chi è stato battuto? Dal vecchio e tradizionale oro, perché è stato il vero champions, il vero campione di questa stagione 2025 nel mondo finanziario, perché l'oro ha battuto tutti, ha battuto i più grandi speculatori di Wall Street, i più grandi algoritmi costruiti dai trader cinesi, le criptovalute più strane, e alla fine l'oro ha battuto tutti. Sembra strano, ma vecchio, tradizionale, oro, lingottino sul nascosto dal bisavolo, dal trisavolo, nel materasso di casa o da qualche parte nei muri, e alla fine ha vinto, ha battuto Wall Street e i più grossi speculatori. Quindi questo, Antonino, è stato il 2025. Mentre andiamo in questo anno, che è stato un anno molto particolare, anche su tutto quello che è il dibattito sull'oro, Banca d'Italia sì, Banca d'Italia no, l'oro ai cittadini, su questo non entriamo. Previsioni per il 2026. Allora, non possiamo fare previsioni così su cosa andrà nei mercati finanziari, se no sarei il nuovo Warren Buffett e potrei fare scommesse miliardarie e ci guadagnerei una marea di soldi. Però possiamo vedere quali sono i trend. I trend quali sono? Beh, sicuramente l'intelligenza artificiale, so che mette ansia a molti, perché ci stanno rompendo veramente le scatole, Antonino, con questo discorso del oddio, l'intelligenza artificiale ci ruberà i posti di lavoro, bla 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 bla, no? Mette un po' di ansia sta cosa continua, oddio. Infatti. Ci mette un po' di ansia. Beh sì, perché comunque diranno no, ci avremo i cantanti virtuali, ci avremo non so, la musica virtuali, avremo gli Antoni Radio Libertà virtuali. Alla fine della fiera bisogna essere un po' diretti. L'intelligenza artificiale andrà a eliminare alcune attività che oggi non servono a niente, che sono magari finti lavori, ma andrà a velocizzare parecchie cose. Quindi magari un lavoro che si fa con l'Excel, che prima uno ci metteva 10 giorni, magari oggi ce ne metti un giorno, 2, ma è un aiuto, una semplificazione, un'automazione, che da questo vengano eliminate milioni e milioni di posti di lavoro, vedremo. Al momento non abbiamo evidenza, però sicuramente ci saranno sempre più cosiddetti, Antonino, agenti AI, che andranno a fare tutta una serie di cose che prima magari uno ci metteva di più tempo. Ho detto, magari l'analisi di anche di un'azione, no? Prima dovevi utilizzare 20 Excel, oggi l'intelligenza artificiale lavora da sola e quell'analisi che prima magari ci metteva giorni e giorni la fai molto più veloce. Quindi sarà l'anno degli agenti AI.
Dopodiché sarà l'anno anche della cosiddetta intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato anche in una delle scorse puntate, che diventa hardware, cioè si parlerà sempre di più di robotica, di automazione. Già i cinesi hanno puntato molto, hanno le cosiddette fabbriche senza lavoratori. Ma cosa vuol dire? Non è che non ci sono i lavoratori controllano che i robot riescono a produrre. So che questo non piace a molti, ma ahimè non avremo più bisogno, forse molto probabilmente un po' di meno, di tutti i dottori ingegneri che sono arrivati in Italia in questi anni. Forse con la robotica avremo meno bisogno. Antonino, scusami la battuta, no? Quindi assolutamente si parlerà molto di più robotica e vedrai che anche in Europa qualcuno si sveglierà e penserà un po' meno alle armi e penserà un po' più a investire sulla robotica, giusto? E sì, magari ridurre un po' il gap che abbiamo con cinesi e Stati Uniti, e magari invece di spendere i soldi nelle armi li spendiamo su cose che servono, come la robotica, che può essere utile nelle aziende ma anche negli ospedali, robotica di precisione. Già oggi tantissimi robot con intelligenza artificiale, ad esempio, operano. Ad esempio, un'operazione degli occhi, non so che non viene pubblicizzato, ma si fanno già oggi con l'intelligenza artificiale insieme al robot di precisione con laser. Non so se Antonino ne ha mai sentito parlare. Comunque no? Oggi è già una pratica molto diffusa. Quindi la robotica, assolutamente, viva la robotica, perché l'Italia è leader mondiale, ad esempio, nella produzione di robot di precisione, robot per le aziende, e vendiamo i robot ai cinesi. Quindi assolutamente questo settore che se ne parlerà tantissimo nel 2026, sempre di più. E anche su questo speriamo che basta con queste armi, speriamo che nel 2026 basta con queste armi. Lo so che è una opinione personale, Antonino, però sinceramente che se parli tutti i giorni di guerra ucraina, mamma mia quanto ho stufato, veramente quanto ho stufato. Parliamo di innovazione, di tecnologia, di altre cose, ma basta di questa guerra. Lo so che piace molto ai media mainstream. Sarebbe ora di chiuderla più che altro questa guerra dopo 4 anni. Sarebbe veramente ora di chiuderla, ma se noi alimentiamo sempre le armi, insomma, ovviamente il business delle armi ci fa dei grandi utili, ma poi muoiono le persone, no? Quindi io sono convinto che nel 2026 molto probabilmente ci sarà una pace in Ucraina, Antonino, sì. Perché alla fine, diciamoci la verità, al di là di tutta questa retorica dei media mainstream, l'Europa deve fare da sola, l'Europa contro tutti, l'Europa l'Europa. Alla fine se gli americani dopo giorni si ritrovate a piedi, ok? Questo è il dato di fatto, vero, Antonino? Al di là di tutta la retorica che sentiamo, perché è veramente una retorica che è stufata. Se Trump spegne i satelliti, Ucraina è capo. Quindi sì, a voglia gli europei, il budget, le cose, ma la tecnologia, siamo completamente dipendenti dell'esercito ucraino dagli Stati Uniti. Quindi questa è la vera realtà, non si possono fare, come si dice bene, quei fichi secchi. Anche perché ho visto che adesso addirittura la Germania ha rimesso una sorta di mezza leva, Antonino, bellissima. Sì. Cioè, io sono a favore della leva, che farebbe bene anche a tanti ragazzi che vanno a fare gli stupidi in giro. Un po' di militare fatto bene, magari dagli alpini gli farebbe un po' in riga, e anche perché sta roba, sto buonismo un po' stufato, cioè ora che torniamo un po' ai sani e vecchi valori, capito? Che ci vuole un po' di naia, farebbe bene. Ma detto questo, Antonino, alla fine hanno rimesso una sorta di mezzaleva dedicata agli uomini. Capito? Cioè, tutta questa retorica, il genere, il fluido, le cose, alla fine quando però c'è bisogno di fare un ritorno a una seminaia, alla fine gli uomini vengono richiamati in servizio. Bellissima sta cosa, fa un po' ridere, però, no? È un grande classico. E quindi il 2026 ovviamente sarà l'anno che ritorna il classica naia maschile a livello europeo. Vabbè, detto questo, tornando ai temi un po' più economici, ritornerà uno dei trend che vediamo nel 2026, sarà
il ritorno insieme a tutta questa tecnologia, quindi avremo un mondo sempre un po' più tecnologico, intelligenza artificiale, ma anche una necessità e un bisogno di mondo reale, di eventi reali, situazioni reali. La gente è anche stufa di tutta questa tecnologia e quindi ci sarà sempre più un grande ritorno di mode stile anni 80, ma sempre di più eventi dal vivo. Quindi le persone vorranno stare insieme, parlare, un po' un ritorno un po' a quello che è stata la vita per chi l'ha vissuta un po' più senza tecnologia, senza social network. Quindi ci sarà un forte ritorno di eventi, sia nel mondo business, ma non solo, per stare insieme, parlare, discutere. Io vedo un forte ritorno degli eventi con persone fisiche, quindi tecnologia da un lato, ma dal lato anche bisogno di stare con le persone, di parlare, discutere, anche nella politica. Anche nella politica abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, no? Regionali, una grande partecipazione, insomma, nelle piazze, persone che parlavano, discutevano, quindi questo è un aspetto positivo, Antonino. L'altro tema è un ritorno forte del brand Made in Italy. Sì. La gente si è stufata anche di finto Made in Italy, del Made in Italy, quindi mettiamoci insieme anche del mangiare italiano. Perché? Quindi quando metto insieme i vari puzzle, metto anche un ritorno del cucinare a casa. Tutti diranno, perché i prezzi sono effettivamente spesso troppo alti, quindi la gente ritornerà a cucinare italiano e a mangiare a casa, stare insieme con gli amici. Questa è una tendenza che vediamo nel 2026, quindi Made in Italy, ma un Made in Italy un po' più tradizionale, perché alla fine, vogliamoci, molto spesso tra GDO che ha aumentato i prezzi e anche tra troppi ristoranti che hanno alzato i prezzi, oggi le famiglie fanno famiglie, ma non solo, anche i lavoratori, quindi c'era un ritorno, un po' la vita, ritorneranno di moda tantissimo gli anni 80 e non lo vedo negativo. No, nemmeno io, guarda. Io sono pro anni 80, quindi però vedo un forte ritorno su questo, ti dico la verità, ovviamente adattato a quelli che sono i tempi nostri, ma un ritorno forte anche anche un po' di leggerezza, no? Se vogliamo, tutto sta pesantezza che se fai una battuta quasi ti mandano in galera, cioè c'è voglia di... Dopodiché sarà l'anno 2026, sarà anche un anno di ritorno al motore termico, Antonino, perché Sì. dopo che Trump ovviamente vuol dire anni 80, un ritorno, questa bocciatura, abbiamo visto tutti i CEO delle principali macchine americane che hanno detto basta, con l'elettrico alla fine facciamo fare soldi solo ai cinesi, si ritorna a produrre negli Stati Uniti e si ritorna a produrre motori termici. Quindi questa è un'opportunità per l'Europa di, insomma, chi vuole andare con l'elettrico, per chi vuole andare con le macchine cinesi sicuramente continuerà, però sono convinto che ad esempio a partire dai grossi marchi importanti torneranno in maniera importante a investire sul termico. Parliamo delle tedesche, parliamo anche di Porsche, ma anche secondo me poi alla fine anche ritorneranno anche gli altri marchi europei che se no dovranno fare, come sta già accadendo, i distributori di marchi cinesi. Quindi molto probabilmente sulla fascia bassissima si andrà su modelli cinesi alla fine, e però già dal modello medio che oggi è scomparso, non c'è più un modello medio macchina, no? Sì. Tonino? Cioè, È perché vero. costano talmente tanto. Secondo me ci sarà un ritorno al motore termico, perché la verità è che l'elettrico, cioè o hai un modello di macchina basic da città, no? City car, ma se tu vuoi una macchina un po' strutturata, oggi l'elettrico, full electric, siamo su 70-80 mila euro, questi sono matti, cioè la gente non può spendere questi soldi, le famiglie, le gente che lavora, no? Certo. E quindi se si ritornerà a un termico, anche i prezzi ne sentiranno in maniera positiva. Ci sarà sicuramente delle città, che non so, Milano che vuole fare, se vuole andare tutti in bicicletta, non lo so, questo non lo so, non entro su questo tema qua, però l'abbiamo già visto anche a livello europeo, sulle caldaie, insomma, ci può stare il green, ma deve essere adattato a quello che è la situazione economica, adattato a quello che è anche la situazione del bilancio familiare, e poi non è che si può dare in mano tutto ai cinesi che sono leader del mercato di terre rare, batterie, tecnologia e brevetti. Quindi su questo forse l'Europa
alla fine spinta dagli Stati Uniti. L'altro trend che vediamo sarà il trend, so che questo è un trend molto divisivo, che crea problemi, però io sono convinto che questo sia un trend che è partito, che poi gli Stati Uniti quando si muovono, a differenza dell'Europa che fa i discorsi, gli Stati Uniti sono una repubblica presidenziale, ma ragionano un po' come un impero, cioè quando si determina una politica, poi tutte le strutture, il cosiddetto impero, sì, una repubblica, però comunque della struttura ovviamente degli Stati Uniti d'America si adatta, ed è il tema legato all'immigrazione. Ci sarà un grosso, negli Stati Uniti hanno chiuso i rubinetti, hanno bloccato completamente dai paesi del terzo mondo e l'hanno messo nero su bianco, e il tema sarà anche sollecitare a livello europeo che si adotti una politica di blocco dell'immigrazione clandestina, ma non solo, anche dei flussi regolari. Sono convinto che gli Stati Uniti, avendo messo nero su bianco un documento di governo, e quindi poi tutte le amministrazioni americane, militari e non amministrative, dovranno poi portare avanti questa agenda, mentre prima c'era un'altra agenda, attenzione, quindi che è stata poi portata avanti, che Obama, Biden, c'era un'altra agenda che era pro flussi migratori, pro mobilità. Molto probabilmente ci sarà tornerà a parlare in maniera molto forte di immigration. Lo dico in maniera oggettiva senza entrare per favore, contro, cioè sarà un tema 2026, perché o comunque quando si muovono negli Stati Uniti dopo può essere simpatico Antonino o antipatico Trump, però Sì. la linea politica è quella della principale forza politico-militare mondiale, quindi molto probabilmente ci continuerà un forte dibattito su questo tema. Sono convinto che sarà sempre di più un tema 2026, non lo dico per un tema di ordine pubblico, non lo dico per un tema di anche adesione culturale, oggettivamente sarà un tema, cioè si parlerà sempre di più in Europa di remigration, e poi di anche in Italia se ne parla pochissimo, sono pochissimi i soggetti che ne parlano, ovviamente di natalità, ancora di più è un tema che ovviamente mette in fibrillazione il sistema previdenziale, quindi se non si riesce a invertire la curva demografica i problemi ci sono, e non è comunque con l'immigrazione abbiamo visto che nonostante tutto non porta con sé, fa entrare milioni di persone che non condividono o comunque non conoscono la nostra cultura, civiltà, regole, crea dei problemi continui, lo viviamo in tutte le città ed è oggettivamente un problema. Quindi gli Stati Uniti hanno fatto una scelta, Antonino, di fare immigrazione selettiva, cioè di dire noi vogliamo veramente dottori, ingegneri, persone PhD, cioè gente, ma non vogliamo il livello, non istruiti, ad esempio, che vengono qua per sfruttare l'assistenza sociale. Questo è il modello Trump. Può piacere, non può piacere, può essere sbagliato, può essere inumano, io su questo non entro, lo sto dando come trend 2026. Questo un po', Antonino, è lo scenario che ci ritroveremo macro per il 2026. Sui mercati finanziari sono saliti tanto quest'anno, sì, e quindi c'è il rischio forte di una correzione. Questo non vuol dire che bisogna andare domani mattina, andare in banca e prendere tutti i soldi e metterli sotto il materasso, attenzione, però potrebbe esserci, se la tensione tra Stati Uniti e Europa continua, cioè vogliono gli europei, quando parlo di europei parlo fondamentalmente di Inghilterra, che non sta nell'euro, però Francia e Germania, sfidare Trump, ci potrebbe essere fibrillazione sui titoli di Stato europei. Già lo vediamo, già sono un po' diminuiti i prezzi, potrebbe esserci tensione quindi sui debiti sovrani, perché se poi questi europei vogliono continuare in Ucraina, questo è un problema, può essere un grosso problema. Quindi nel rapporto con gli Stati Uniti, perché noi siamo comunque molto uniti su tutta una serie di partite con gli Stati Uniti, voler farle da soli ti comporta poi. Loro hanno minacciato che vendono i titoli di Stato americani, non so. Antonio, Non senti, so. vorrei porti due domande. Sì? Ti volevo chiedere due cose. La prima, è il secondo giorno che lo spread BTP-Bund finisce a 69 punti. La seconda,
c'è qui un messaggio da parte del nostro Maurizio che dice: loro dei tedeschi, di quelli che non hanno pagato nulla dei danni di guerra da loro fatti, ed ora rieccoli a comandare oro e armi ancora? Beh, non siamo nel 1939, grazie a Dio. Per fortuna che non siamo nel 1939, se no non potremmo manco parlare su Radio Libertà. Appunto. Ma il tema, vabbè, ma la Germania ha definito bene le politiche, bene, ha definito obbligandoci tutta una serie di politiche che noi abbiamo seguito in maniera pedessequa, cioè come si dice, cioè abbiamo, però alla fine siamo anche noi padroni del nostro destino, cioè oggi la Germania, la Francia non sono più forti come erano 10 anni fa, no? Noi Sì. oggi possiamo dire la nostra forti, ripeto, forti del rapporto con gli Stati Uniti d'America. Quindi, anche perché ragazzi, ma dove vanno senza l'Italia? Ma dove vanno? Cioè, quindi io la vedo così, siamo più forti che mai, però non è che possiamo dare sempre le colpe agli altri. Dobbiamo dire come quello che pensiamo, ha fatto bene il governo a rispondere. Mi è piaciuto molto Giorgetti, dico la verità, è un'opinione personale, però mi è piaciuto molto. Ha detto, vabbè, ma loro mica... Però, cioè, il governo deve fare il governo, deve tutelare gli interessi dell'Italia, non è che deve stare a guardare che fanno a Bonn o a Francoforte o a Parigi o a altri posti, perché alla fine quando tu guardi quello che fanno gli altri e gli copi, è sempre magari una scelta nell'interesse degli altri, non è una scelta nell'interesse nostro. Però anche noi non possiamo dire che è sempre colpa degli altri, quindi dobbiamo fare i nostri compiti e poi possiamo dire la nostra. Questo sono ampiamente d'accordo. Questo è un po' Antonino, perché dà sempre la colpa, a me non piace neanche quelli che dicono è colpa della von der Leyen, cioè, no, la von der Leyen fa i suoi errori, però ad esempio tanti errori sono nostri, tante cose burocratiche non funzionano, tante riforme, cioè tanta roba nostra, no? Quindi cioè, alla fine non è proprio, no? Cioè, quello che, faccio un esempio, che fa 20 furti e viene, non si sa per quale motivo, esce sempre di galera, non possiamo dare la colpa a von der Leyen, no? Certo. C'è un sistema che molto probabilmente delle leggi fatte male e vanno assolutamente cambiate, va riformata la giustizia, insomma, sono cose da fare, insomma, stanno facendo, alcune veloci, alcune un po' meno, però però la Germania sappiamo come ragiona, no? Cioè loro pensano per i tedeschi e poi il resto, no? Questo un po', ma li conosciamo da un po' di anni. Infatti. Questo è un po' lo scenario 2026. Beh, è comunque uno scenario molto allettante. Insomma, mi sembra abbastanza chiaro che sarà l'anno del ritorno al normale. Sarà l'anno del ritorno al normale, sì, sono d'accordo con te. Sarà un back to normal, cioè un ritorno al normale, tante, tra virgolette, pifferai magici non avranno più, le persone che li seguiranno, sono caduti gli dei, no? Alla fine, sì, tutto sommato, è anche giusto così. Esatto, e sono pienamente d'accordo con te, caro Antonio. Allora Antonio, intanto io ti ringrazio come ogni mercoledì e insomma il piacere di ritrovarci il 17 dicembre. Grazie. Alla prossima. Grazie. Un A saluto. voi, grazie Antonino, alla prossima. E adesso noi riprendiamo la linea, insomma ringraziamo ancora una volta il nostro Antonio Zennaro per conto corrente, diciamo che le previsioni sono buone. Abbiamo ancora 4 minuti, apriamo il telefono 0292947222 se volete intervenire attraverso il magnifico strumento ideato da Antonio Meucci potete farlo, oppure 340-670-9659 se avete voglia di essere dei nostri, tra l'altro attraverso il WhatsApp. Tra l'altro vi segnalo che nella seconda parte della trasmissione alle 19:12 manderemo in onda una lunga chiacchierata con l'amico e collega, valentissimo collega Felice Manti, con cui abbiamo fatto il punto su tutta una serie di casi di cronaca che sono al centro di altrettante commissioni d'inchiesta. Sto parlando del caso David Rossi, Emanuela Orlandi, il Covid-19 e l'antimafia.
Felice Manti, che sta seguendo ovviamente con molta attenzione su Il Giornale queste vicende, diciamo che ci ha aiutato un pochettino a orientarci, perché una volta tanto in Italia, almeno queste 4 commissioni, sapete che c'è sempre questo detto, no, dai tempi della Prima Repubblica, e vabbè, quando vuoi insabbiare una cosa, fai una bella commissione d'inchiesta e ti saluto e suono. Ecco, in questo caso possiamo dire che queste 4 commissioni, ovviamente, non parliamo delle altre, ma diciamo che in queste 4 commissioni ci sono state tutta una serie di sorprese. Ma abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto Tonino, sono Marco da Torino, salve. Ciao carissimo. Ciao, senti, posso parlare, posso rifare un attimino alla intervista interessante che ho beccato per puro caso e nemmeno integralmente col generale che hai fatto ieri? Sì, il generale Sepe, sì, dimmi tutto. Ecco, niente, ma guarda, innanzitutto io premetto che io il militare l'ho fatto anche in maniera tosta da sottocarrista, tra parentesi sono un collega di Semi, anche lui ha fatto il carrista ma molti anni dopo, e quindi parlo con coscienza di causa ovviamente, fortunatamente non l'ho fatto. Allora ti dico una cosa pure io. Io quando ho fatto... L'hai fatto anche tu? No, io ho fatto la visita militare a Catanzaro, il 1980 è stata l'ultima classe che faceva la visita obbligatoriamente di leva. Sì. Siccome io avrei voluto andare in marina, ma non mi è stato possibile, ho detto non posso andare sull'incrociatore in mare, andiamo sull'incrociatore di terra che è il carro. E quindi nel documento finale gli ho scritto che avrei voluto andare tra i carristi. Il mio vicino di casa, che carrista era stato negli anni 70, mi ha detto: quanto sei alto? Sono 1,90 m. Ecco, a te nei carristi l'unica cosa che puoi fare è dargli una lavata al carro quando rientra alla base, perché sei troppo alto e dentro al carro armato non ci stai. Quindi grazie per avermelo ricordato. Vai avanti. Ah, quindi tu sei alto 1,90 m, quindi? Sì. Oh, cavolo, complimenti. No, io ho un'altezza media normale. Io nell'M60 non ci andavo, questo è. Benissimo. No, adesso scusa, l'ho fatto come si suol dire, perché è inutile stare a fare il militare dietro una scrivania in furia. Io l'ho voluto proprio fare e sono andato, mi ha sbattuto a Lecce e poi mi hanno sbattuto a Merano. E già lì sono diventato leghista da allora, perché ho capito la diversità tremenda che c'è nel nostro paese, un paese unito per carità, ma adesso non voglio parlare di questo, voglio parlare appunto dell'intervista. Anche mi è piaciuta moltissimo quella ragazza che ha detto gli ideali eccetera, ma io adesso vorrei capire una cosa, gli ideali giusti, la patria, ma di quale patria stiamo parlando? Io ripeto, non vorrei fare il disfattista eccetera, perché se i militari devono difendere, devono prendere ordini da chi ci comanda adesso nelle alte sfere, sono, perdonami, come dite voi in Calabria, cabazzizi un po' amari, perché ripeto, non mi pare che il nostro chi sta nella stanza di Bottoni ci dia degli esempi illuminanti verso i quali noi dobbiamo assolutamente donarci, e avrei voluto chiedere questo al generale, per cui ripeto, rispetto tutto, io l'ho fatto e anche mi sono sentito abbastanza parte di un corpo. Io sono stato nei carristi e ti posso dire che è un bel corpo, e coi tempi che corrono e con cosa ci sta prospettando la nostra bella Europa, ho quasi rimosso di non essermi un attimino specializzato, perché sai, il tuo precedente ospite è stato positivo, io sono lieto di questa sua positività, però non vedo degli scenari molto edificanti, molto sicuri. E comunque semplicemente questo volevo dire, cioè è un po' come i poliziotti, polizia di Stato, serviamo, però ragazzi, cioè, io ti faccio un piccolo esempio, non voglio polemizzare assolutamente, però ultimamente quando vedo che la polizia va a randellare o a presidiare della gente che con famiglie manifesta nei parchi contro il taglio degli alberi, contro la distruzione che stanno facendo del nostro patrimonio verde, ma addirittura gli stessi poliziotti, ma non ce l'ho con i poliziotti, con chi li comanda, va a dialogare con i teppisti che bruciano le strade. L'ho visto io in TV, lo avresti anche tu. Dialogava con uno che stava incendiando un cassonetto. Allora dico, ragazzi, questo Stato bisogna un attimino rivederlo, semplicemente questo, senza polemica. Comunque ti ascolto quando posso con simpatia. Ciao Antonino. Ciao carissimo, 10 secondi di pausa e ti rispondo.
Allora, voglio dirti questo, faccio mie le parole che usò il Presidente della Repubblica Giovanni Leone nel suo primo discorso di Capodanno il 31 dicembre del 1971. Leone era stato eletto nemmeno una settimana prima, il 24 mi pare di dicembre, no, il 23 di dicembre fu eletto. E la particolarità fu che praticamente non ebbe il tempo per preparare questo discorso di fine anno, perché il mandato di Saragat scadeva il 29 di dicembre, quindi poi lui si insediò, quindi era Presidente della Repubblica ormai da pochi giorni. Leone però disse una cosa, parlando appunto di questo avvicendamento tra lui e Saragat, e più o meno suona così, che gli uomini si avvicendano, ma la realtà della patria resta perenne. Quindi, primo, l'Italia resta Italia indipendentemente da chi si trova a governarla o a fare il Presidente della Repubblica o quello che vuoi tu. La seconda cosa, tu dici, ma combattere, ma per chi? Sai, c'era questo vicino in campagna, si chiamava lo zio Pietro, lo chiamavamo Zupiddu figliuru Monaco, e lo zio Pietro giù in Sicilia era stato fuochino. Il fuochino sai chi è? È l'artificiere, quello che fa l'esplosione nelle cave. Lui era esperto di esplosivi. Durante la guerra lui era stato nei carabinieri, aveva fatto la guerra in Jugoslavia quando l'Italia aveva ben pensato, si fa per dire, di andare a pigliarsi Lubiana, tutta quella parte là che sarebbe diventata poi Jugoslavia. E insomma, dopo l'8 settembre lui finì in campo di concentramento a Solingen, Germania. A Solingen, dove tra l'altro fu uno degli IMI, internati militari italiani in Germania, onore a loro, onore ai nostri soldati, marinai, avieri che sono finiti prigionieri nella seconda guerra mondiale e che questo paese ha vergognosamente dimenticato fino a qualche anno fa. Mentre era baraccato c'era un russo tra i prigionieri della sua baracca. E un giorno il russo gli fece un discorso che ora ripeto a te e che suona più o meno così per come me lo raccontò più di 30 anni fa. Voi italiani non vincerete la guerra per il semplice e banale motivo che voi non capite che cosa significhi andare a morire in guerra. Perché andare in guerra significa che tu vai a combattere e vai eventualmente anche a morire per dare una possibilità di sopravvivenza in più a quelli che sono rimasti a casa. E i militari questo fanno. Spiace dirlo, ma è così. Per quanto l'articolo 11 della Costituzione ci dica che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle altre nazioni e mezzo di risoluzione alle controversie internazionali, non dice che l'Italia non si debba difendere, dice solo che noi non possiamo portare guerra agli altri e che siamo anche disponibili a ridurre la nostra sovranità, a limitarla a ciò che sia stabilito un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Questo articolo era stato scritto in previsione dell'ingresso dell'Italia all'ONU, come poi avvenne. Nel 73 la Corte Costituzionale lo stiracchiò un pochino tanto, interpretandolo in modo tale da giustificare la permanenza dell'Italia all'interno della CE, che oggi è evoluta nell'Unione Europea. Ecco, dici tu la patria. La patria non è o non è necessariamente i suoi simboli o gli uomini che ricoprono determinate cariche. La patria siamo io, tu, i nostri paesi, la nostra gente, le nostre donne, i nostri figli. Siamo tutti questa roba qua, la patria. È per questo che i militari si sacrificano, non è che si sacrificano, sì, anche l'ideale, per carità, tutto quello che vuoi, ma la patria siamo questa cosa qua. Ed è una parola che per oltre 50 anni in questo paese non ci hanno permesso di dire,
perché questa parola sapeva e puzzava di fascismo. È dovuto venire un galantuomo come Carlo Azeglio Ciampi, e Carlo Azeglio Ciampi era un galantuomo, lasciatemelo dire, un signore che aveva combattuto la guerra, aveva servito questo paese e così via, e che ha cercato, in maniera nobile aggiungerei, di creare una memoria condivisa tra gli italiani e di superare la retorica che invece a ogni 25 aprile sospinto dobbiamo sentire. Per cui il 25 aprile è sempre la festa di una parte, e nemmeno maggioritaria, degli italiani, perché è la festa solo degli italiani che si riconoscono in quello che fu il Partito Comunista Italiano, quando invece la Resistenza fu un movimento molto più ampio che vide dentro i monarchici, i repubblicani, i democristiani con Enrico Mattei, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'era tanta gente, non soltanto quelli che sono andati ad ammazzare il fratello a Pasolini, a Porcius, o a infoibare la gente dopo la guerra, o a fare le vendette nel triangolo della morte a guerra finita. Questo detto tra parentesi. La patria è una cosa un po' più seria, ecco, senza andare a parlare del libro cuore, di De Amicis, queste robe qua, per carità. Dici tu, vale la pena combattere per questa patria? Se io ti dico che la patria siamo tutti noi, io dico di sì. Io dico di sì. Poi ci sono le decisioni politiche che spingono i militari a combattere, a ritirarsi, a fare, a dire, ma non sono decisioni delle quali essi sono responsabili e che non possono essere addossate loro. Questo è poco, ma sicuro. Tutto qui. Cioè, questo è come quando si fa il discorso, vabbè, però i soldati italiani sono stati mandati da Mussolini a combattere. I soldati italiani non hanno colpa del fatto che Mussolini abbia dichiarato guerra a mezzo mondo. La colpa è di Mussolini, non dei soldati. I soldati hanno servito la patria, punto. Qualcuno l'ha fatto in maniera dignitosa, qualcuno l'ha fatto con atti di eroismo, guadagnandosi più che meritate medaglie sul campo, qualcuno lo ha fatto in maniera indegna, ma questo succede in tutti gli eserciti e in tutte le guerre, né più né meno, caro amico. Va bene, si sono fatte le 19, 10 minuti e 24 secondi, 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la Zap o il WhatsApp, però noi a questo punto mandiamo una bella canzone, e mandiamo una canzone del 1966 di Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare. Perché? Perché ora ve lo spiega Felice Manti. Vai pure, Natalia. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me, pensare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché. Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché. Sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu, ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ho
ognuno ha diritto di vivere come può. La verità che fa male lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità che fa male lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno Di nuovo a te la linea, Nessuno, Antonino. grazie Natalia, nessuno la può giudicare Caterina Caselli, noi non ci permettiamo minimamente. La verità ci fa male, lo so, la verità ti fa male, lo so. Alle 19:13 minuti e 42 secondi. Facciamoci raccontare un po' di verità che vengono appurate da 4 commissioni di inchiesta del nostro Parlamento: caso Orlandi, antimafia, Covid-19 e morte del povero David Rossi. Chi ce le racconta? Felice Manti del Il Giornale, che ringrazio. Con lui chiudiamo questa trasmissione e poi ci saluteremo con Iva Zanicchi, Zingara del 1969. Grazie per essere stati con noi. Domani ci si ritrova alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. A proposito, grazie al nostro Mauro che ci ha scritto una lettera che è arrivata stamattina. Sappi che ho imbucato la risposta e insomma grazie anche a te per il tuo tempo e l'attenzione che metti in questo programma. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora il mio gradito ospite di stasera è un amico, ma soprattutto valentissimo collega del Giornale, inviato del Giornale, Felice Manti, che voglio ringraziare ancora una volta per il tempo e la pazienza. Felice, senti, in questo paese quando vuoi insabbiare qualcosa fai una commissione d'inchiesta, c'è scritto nel manuale della Prima Repubblica. E invece almeno su 3 casi le commissioni d'inchiesta stanno funzionando. Segnatamente la morte di David Rossi, la commissione antimafia e poi per finire quella sul Covid. Cosa sta succedendo? Allora, succede che per la prima volta da molti anni il potere giurisdizionale che hanno le commissioni parlamentari viene esercitato nel modo migliore, vale a dire non tanto andando a confutare quelle che sono le tesi processuali o di indagine, ma ad affiancare un lavoro di decostruzione e ricostruzione di alcune vicende giudiziarie per arrivare a una verità che è stata tenuta abbastanza lontano dalle aule di giustizia. E questo è la prima novità. La seconda novità è che di solito questi temi riguardano questioni considerate abbastanza marginali. In realtà, in questo momento in cui si discute di riforma della giustizia, tante vicende che stanno venendo a galla, parli del Covid, parli della commissione antimafia, io ci metto anche ovviamente la commissione antimafia e anche la commissione di Orlandi, che sta scoprendo delle cose interessanti. Per la prima volta, da molto tempo a questa parte, c'è un lavoro di affiancamento e di ricostruzione di una verità che ai più è sfuggita, e quando parlo dei più parlo anche di un certo giornalismo sedicente e investigativo che aveva questa verità davanti e non ha mai avuto il coraggio di affrontarlo. E possiamo iniziare parlando del caso David Rossi, no? Sì. Come sappiamo, questa è la legislatura David Rossi e la commissione d'inchiesta vista il processo David Rossi, perché anche l'anno scorso, nella scorsa legislatura, fin dal 2022, la commissione guidata da Pier Antonio Zanettin aveva portato dei risultati importanti, che aveva fatto emergere il fatto che la scena del delitto, la scena del suicidio del manager MPS volato alla finestra il 6 marzo del 2013 era stata in qualche modo compromessa.
Questa cosa si è saputa grazie al coraggio della commissione parlamentare e del lavoro immane che hanno fatto i commissari del tempo, che sono entrati in possesso di alcuni video fatti dalla polizia scientifica che, confrontati con le immagini degli inquirenti arrivati successivamente, hanno dimostrato che c'erano state delle manipolazioni della scena del crimine. Una giacca spostata, una finestra chiusa, un computer acceso, un telefonino al quale forse qualcuno avrebbe risposto, forse no. Questo ancora non c'è tanto chiarezza, io sono più propenso per il no, ma comunque una contaminazione che potrebbe avere in qualche modo inquinato l'indagine. E da lì dobbiamo partire, perché anche rispetto a un lavoro immane che è stato fatto da scuola di legislatura, alla fine era venuta fuori una perizia scientifica, o precisamente scientifica, in cui si sosteneva che David Rossi fosse suicidato, lasciando intendere che certe ferite fossero oggettivamente incompatibili con la dinamica della caduta, ma insomma c'era un video fatto dai visti che diceva che era caduto, che si era buttato. Oggi scopriamo invece che quel video dei visti, commissionato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta alla Fermente, sarebbe stato fatto con un software non aggiornato, obsoleto, e tra l'altro senza una licenza proprietaria, cioè come se questo software fosse stato craccato, come fanno i ragazzini con PowerPoint o con Microsoft o con Acrobat Reader. Invece le Iene, non paghe del lavoro giornalistico enorme che hanno fatto per montare l'inchiesta e far emergere tutte le cose che non sono, su cui ci parliamo, hanno commissionato al più grande esperto di questo software che si chiama Vector Crash una nuova perizia aggiornata, nella quale si capisce perfettamente che al 95% David Rossi non è caduto da solo, non si è preso una sbarra, ma è stato tenuto per i polsi da qualcun altro, dopo probabilmente in approvazione. Questa perizia scientifica, che anche i rischi sposano a distanza di 3 anni dalla loro ultima perizia, che diceva assolutamente il contrario, questa è una cosa importante perché quando la scienza sbaglia di buona fede è giusto ammettere che la scienza sbaglia, riapre definitivamente la questione della morte di Rossi. E lì si aprono, diciamo, come sai, 1000 scenari, perché noi sappiamo che la scena del crimine è stata, diciamo, quantomeno manipolata, per non dire completa. Sappiamo che 2 magistrati su 3 di quelli che hanno partecipato alle indagini hanno partecipato anche a dei festini hard a cui probabilmente partecipavano lo stesso David Rossi. Quindi c'era un rapporto di frequenza, di frequentazione tra David Rossi e questi magistrati che avrebbe dovuto raccomandare maggiore prudenza nell'azione delle indagini a persone che conoscevano la vittima. Perché parliamo di paesi come Siena, in cui fondamentalmente conoscevano tutti, quell'omicidio, quella morte, quella che oggi noi possiamo essere plausibilmente un omicidio, è avvenuta nel pieno delle indagini giudiziarie del caso di Pietro Benito, dentro una banca che, come sapete, è stata saccheggiata, è stata svuotata fondamentalmente da una serie di alcuni finanziari con Mura, con San Alessandro e con altri magheggi che hanno di fatto indebolito quella banca, che è stata salvata con i soldi pubblici e che oggi è talmente sana da essere comprata Mediobanca, tanto che la magistratura decide che l'operazione aveva volta regolarsi o meno, vedremo. In questa vicenda ci sono delle relazioni pericolose tra soggetti che hanno avuto accesso al credito di MTS senza averne il titolo, o pienamente il titolo. C'è dentro questa vicenda anche un giro di sponsorizzazioni che la banca iniziale aveva fatto da alcune società sportive, senza il basket, senza il rugby, senza il calcio, e di conseguenza c'è un possibile momento legato a una vita di denaro che David Rossi aveva evidentemente di cui era David Rossi la conoscenza, e non sappiamo in quale di questo momento se ci sono possibili pensare perché sia stato ucciso. La Commissione d'inchiesta è arrivata anche a identificare alcuni soggetti che avrebbero avuto accesso alla sede delle figlie dell'inchiesta senza essere registrati, senza essere in motori delle telecamere, perché partiamo dalle edizioni che era possibile ancora uscire senza passare il 20, era abbastanza consuetudine, e ci sono tanti ancora capitoli da riscrivere, e io voglio fare complimenti a questa commissione che è la commissione precedente, perché, come dicevo, dimostrano che il potere giurisdizionale di questa commissione di indagine trova una piena aderenza con il lavoro della magistratura, in qualche modo non è servito eventuali mancate, senza puntare
puntare necessariamente il dito, ma solo nel tentativo di dare una risposta a una vicenda che effettivamente si può esprimere. Giustamente la famiglia di Rossi, vale a dire la figlia di Orlando e la compagna di Antonio si chiedono che questo processo di indagine non venga aperto, perché come sai non va in prescrizione. Dubito che questo accada perché la Procura di Siena è stata fin troppo generosa nel della vicenda come una omicidio. Ricordo anche che già la storia dell'omicidio, la storia della morte degli tedeschi viene fatta tutta una velina, già subito si parlò di ipotesi suicidario, ma dalle immagini sappiamo oggi che così non è. E soprattutto la Procura di Genova, competente sul distretto di Rienzi, che avrebbe potuto riaprire o quantomeno verificare che l'indagine sempre stata fatta regolare, si è chiusa in una dinamica solita per dire sì, il funzionamento della nuova regolazione dell'errore c'è stata, ma non sufficiente da determinare una indagine. Per cui adesso la palla torna nel campo della magistratura e questo avviene nel momento in cui ci discutiamo di giustizia. Per cui questo è un tema interessante che si legge nei sottoficiali, perché naturalmente il fatto che la magistratura tenda a proteggersi e a valutare gli errori o omissioni in maniera benevola, perché è spinta da anche logiche di carriera e logiche di tempistiche, è uno dei mali di questo sistema. Certamente questa vicenda lo mette ancora di più a nudo, perché io voglio capire anche l'addirittura accusato da più parti di essere appunto corporativo, di chiudere e di come reagirà questa inevitabile necessità di vedere. Senti, e accanto a questo, appunto, accanto a David Rossi, c'è un'altra commissione che sta, diciamo, rivedendo un pezzo molto delicato di storia italiana ed è quella dell'antimafia, perché ieri il procuratore di Caltanissetta, il dottor De Luca, ecco, Salvatore De Luca ha detto chiaramente che la pista nera vale 0 tagliato, che ci dicevano a scuola per dire proprio 0 e basta. E allora qui finisce tutta sta retorica, come già era finita la storia di Berlusconi mafioso, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta roba su cui determinate testate hanno campato per anni, qualcuno ci ha scritto pure libri. Allora, diciamo che questa vicenda del collegamento della mafia e dell'versione nera è una vicenda, è un accostamento che va avanti da almeno 45 anni, perché si parla di questa, diciamo, di questo Liaison Dangereuse già nel 1980, l'indomani della morte di Cristoforo Mattarella, presidente della regione Sicilia. Non è detto che la conclusione a cui va De Luca sia in qualche modo alternativa ad alcune costruzioni giornalistiche. Il problema secondo me è capire perché si è arrivati a questa pista, perché certamente il mondo mafioso era certamente permeabile a infiltrazioni dell'estrema destra, degli interessi della borghesia mafiosa, dei servizi segreti deviati e certamente in qualche stagione anche degli americani. Come sappiamo la Cile è sempre stata sotto l'influenza degli americani fino allo sbarco del 43, organizzatosi al tempo dalla mafia. Sì. Quindi il problema non è tanto diciamo, il movente o la dinamica, perché giornalisticamente questa pista ci sta. Quello che è completamente, che viene fuori da questa audizione del dottor De Luca è che in qualche modo, io credo, chi ha portato avanti questa pista l'ha fatto per allontanare il sospetto dalla vera pista, che è il famoso modo di vivere o inizio di vivere di cui parla un fattore Borsellino. Perché da quello che dice De Luca mi pare evidente che è stato dentro la procura di Palermo che si è decisa la morte di Falcone Borsellino nel momento in cui, dice De Luca, qualcuno con una serie di interviste sapientemente messe ad arte da certi giornali Zerbino, da alcune ricostruzioni giudiziarie oggi decisamente senza fondamento, come i sistemi criminali di Roberto Scarpinato, si è cercato di allontanare i sospetti alla procura, mentre qualcun altro sovraesponeva, dice sempre De Luca, i due magistrati, Falcone e Paolo Borsellino. Questa
ricostruzione, secondo De Luca, ha un nome e un cognome, Giuseppe Pignatone, storico procuratore capo di Palermo, arrivato dopo Caselli, che secondo la ricostruzione di De Luca avrebbe incoraggiato alcuni orientamenti rispetto ad alcune indagini che coinvolgevano una parte della famosa borghesia mafiosa con cui lui stesso avrebbe fatto affari, nello specifico l'acquisto di un appartamento pagato in parte anche in nero, come lo stesso Pignatone poi ammetterà durante un interrogatorio. E questo dà il sospetto che appunto questa pistola sia stata evocata per allontanare i sospetti dalla procura. Di questo si parla anche nella famosa archiviazione del dossier Statomafia. Cos'è il dossier Statomafia? Mentre a Milano scoppiava Mani Pulite, noi sappiamo che i Ross di Mario Mori, e poi per questa indagine passerà i suoi guai e verrà finalmente riabilitato dopo 25 anni, aveva buttato giù l'ipotesi investigativa molto interessante a cui sappiamo con certezza che Paolo Borsellino stesse lavorando fino al giorno prima di morire. In questo dossier da una parte si ipotizza una alleanza tra le famiglie della borghesia mafiosa palermitana, le Cocros e un gruppo di imprenditori del nord che stranamente cominciano a vincere delle piccole gare d'appalto per lavori residuali, come per esempio asfaltare una strada davanti a una scuola. E sembrerebbe, secondo la ricostruzione del tempo, che questa alleanza, grosse politica mafia in paese del nord, fosse prodromica a qualcosa di più grosso e avesse anche delle interessenze con Mani Pulite, tant'è che a un certo punto Di Pietro si interessa a questa vicenda, che intreccia il caso Ferrucci e Raul Gardini, e poi Raul Gardini morirà suicida e questa pista di fatto morirà. Perché è importante questa pista? È importante perché avrebbe allargato da alcune imprese del nord la penetrazione mafiosa. Ovviamente se fosse dimostrato che questi magistrati hanno effettivamente evitato di indagare su questo filone per salvaguardare interessi mafiosi e evidentemente anche i propri interessi, visto che con alcuni di questi imprenditori loro ci hanno fatto affari, la cosa sarebbe gravissima. E questa è la tesi che oggi porta la Procura di Caltanissetta a indagare Giuseppe Pignatone e anche Giuseppe Natoli per favoreggiamento alla mafia. Tutta questa vicenda nasce dal fatto che quell'inchiesta, quel dossier Mafia Party, venne frettolosamente archiviato nella Ferragosto del 92, dopo che erano stati sepolti Falcone e Borsellino, senza che Borsellino fosse pienamente informato, almeno questo è quello che sostiene De Luca, e soprattutto senza che venissero fatte delle opportune valutazioni reali rispetto ai protagonisti di queste indagini, che poi in qualche modo successivamente negli anni successivi verranno assicurati alla giustizia, condannati con sentenze irrevocabili. Per cui la roba c'era in quel famoso che è stato messo da parte, perché si è preferito puntare sulla pista nera anziché su un dossier Mafia Party, perché Mario Mori, autore di quell'inchiesta, poi è stato mascariato per lungo tempo come sodale dei contingere, indagando sugli interessi economici nuovi che avevano interessato anche Di Pietro. Ecco, a tutte queste domande al momento non c'è una risposta. La cosa che a me stamattina sorprende, ma neanche troppo, è il silenzio e l'imbarazzo di alcuni giornali che invece di queste vicende si sono occupati lungamente, che avevano, come hai giustamente detto tu, costruito delle carriere rispetto a queste suggestioni, che, ripeto, dal punto di vista giornalistico hanno una loro valenza, ma che dal punto di vista giudiziario, diciamo, non hanno portato a nulla. Sappiamo che in questa vicenda la pista nera si suffraga nelle dichiarazioni prossime di alcuni protagonisti del tempo e sostengono che in buona sostanza Stefano Delle Chiaie, protagonista dell'Avanguardia Nazionale, fosse a Palermo in quei giorni e che avesse addirittura fatto un solo luogo a Capaci. Tutte dichiarazioni che non hanno trovato riscontri oggettivi, per cui siccome il sistema giudiziario è fatto di certezze, di prove, di elementi di valutazione, il fatto che la magistratura di Stati Trentali non abbia trovato dei riscontri a queste cose rende questa pista certamente impercorribile. Io stamattina ho visto alcune, diciamo, maldestri tentativi di difendere la bontà di queste tesi giornalistiche, e ripeto, dal punto di vista giornalistico la versione resta,
quello su cui bisognerebbe interrogarsi è perché ancora oggi queste piste hanno un senso giornalistico, perché evidentemente hanno toccato una fascinazione, una suggestione molto interessante, quella del collegamento tra questa maggioranza, ovviamente alcuni ambienti dell'estrema destra e elementi mafiosi, come a voler in qualche modo attribuire al governo Meloni una sorta di responsabilità morale nelle vicende di Falcone e Borsellino, che è esattamente la stessa operazione mediatico-giudiziaria che è stata fatta con Berlusconi. Salvo poi sentire lo stesso Antonino Ingroia, magistrato che ha fatto di questa, diciamo, il legame tra mafia e Forza Italia una, diciamo, questione di vita, salvo ammettere lui stesso che quell'inchiesta non aveva senso neanche farla, proprio perché era indimostrabile la relazione tra alcuni clan di Forza Italia nati in Sicilia, il Federico Graviano e la nascita di Forza Italia. Questo per dire che tutta la narrazione mainstream della mafia e dell'antimafia che ha delle questioni che, ripeto, finché sono giornalistiche del tutto legittime, quando mescolano giustizialismo, proteorismo, battaglia politica e suggestioni come dire, fatte ad arte per orientare il corso elettorale, questo diventa un'operazione di mascaramento inaccettabile, e il silenzio complice di alcuni giornali di oggi mi fa pensare che una volta che questo gioco è stato scoperto è chiaro che questi signori che hanno coltivato questo terreno, vederlo riservato dal napalm sparato è una sconfitta. Ma questo non significa che questa tesi verrà definitivamente archiviata, perché ripeto, sono anni che questa gente si costruisce delle narrazioni e parallelamente, questo sta anche per altre vicende, la mancanza di prove diventa la conferma del depistaggio, per cui non hai bisogno di prove, ma tu sostieni sostanzialmente che l'assenza di prove sia figlia del depistaggio, come è successo alla sede di Bologna, per la vicenda Moro e per tante vicende oscure di questo paese che hanno visto il coinvolgimento di interessi e poteri non democratici. E senti, invece per quanto riguarda la commissione Covid e quella Orlandi? Allora, la commissione Orlandi va detto che ovviamente paradossalmente il soggetto che ritorna in questa vicenda è sempre il dottor Pignatone, che come sappiamo quando è stato a Roma ha avuto a che fare con il fascicolo Orlandi, e probabilmente il fatto che poi sia stato scelto a fare il Presidente del Tribunale del Vaticano a qualcuno ha fatto storcere il naso, perché sembra una sorta di ricompensa per una, diciamo, presunta complicità che avrebbe avuto la procura in generale, alcuni soggetti e Pignatone stesso, nella apparizione di alcuni documenti importanti nella ricostruzione della vicenda Orlandi. Noi sappiamo benissimo che purtroppo la ragazza è stata rapita diciamo, in circostanze legate all'attentato di Alia Peccià, e che per lungo tempo si è pensato che queste due vicende fossero in qualche modo collegate. C'è tutto il tema dei rapporti interni alla famiglia Orlandi che merita di essere valutato. Come sappiamo, nei giorni scorsi il giornalista Massimo Giletti dello Stato delle Cose è stato aggredito da un ex agente dei servizi segreti che avrebbe a suo dire taciuto o nascosto delle prove delle indagini su uno zio di Orlandi. Sappiamo che il fratello Pietro da anni si batte perché questa verità venga fuori, sappiamo che anche questa vicenda è stata oggetto di tanti messaggi, e io sono ragionevolmente convinto che sono passati un numero congruo di anni, perché certe situazioni, certi segreti e certi veleni che sono stati sapientemente custoditi da qualcuno possano venire alla luce, perché sono passati molti anni e probabilmente i custodi di questi segreti non sono più in grado di diciamo tenerseli solo per sé. Io sono convinto che la Commissione Orlandi in silenzio, senza troppo clamore, stia facendo un grande lavoro di ricostruzione. È chiaro che la possibilità che la Commissione Orlandi sia viva sono ormai secondo me ridotte ad un omicidio, ma questo non sia così, ed è pacifico che nel momento in cui si capirà se la sua sparizione è legata a vicende interne della sua famiglia o se è veramente legata a alcuni degli scandali del Vaticano di quegli anni, probabilmente potremmo sapere qualcosa in più.
Va detto che nel corso delle indagini della commissione è venuto fuori anche che in quegli anni i rapimenti di ragazzine della stessa età delle Orlandi con dinamiche simili a quelle delle Orlandi erano sostanzialmente all'ordine del giorno, addirittura con una certa ciclicità, per cui non è escluso che diciamo, in quegli anni fosse operativa una banda che operava per la famosa tratta delle bianche, quindi rapire delle giovani ragazze occidentali per darle, tra virgolette, in pasto a uomini di potere dell'Arabia o della Russia o di chissà quale altro, diciamo, di quale altro potere, di quale altra nazione. E è possibile anche pensare che nel corso di questi rapimenti qualche ostaggio particolarmente eccellente sia passato di mano e è appunto considerato di un certo valore. Ha anche detto che padre Orlandi non era un funzionario di primissimo piano del Vaticano, ma anzi era una figura non troppo rilevante, per cui è anche plausibile pensare che la ragazza sia stata rapita per errore, è stata scambiata per magari la figlia di un altro dirigente. In questo anche lì la ricostruzione minuziosa della commissione ha portato dei risultati interessanti, per fare una coincidenza diciamo che certamente fa discutere. L'istituto dove questa ragazza frequentava e da cui poi è sparita è nello stesso palazzo in cui l'allora il futuro poi il ministro dell'interno Oscar Luigi Scaffaro aveva un ufficio, per cui era un palazzo molto interessante sotto molti punti di vista, un crocevia di tanti ministeri italiani che come sappiamo spesso hanno avuto matrici comuni. Anche le indagini sull'attentato dell'IRCA lo sappiamo dal libro di Ezio Cavazzini, il Papa deve morire, che probabilmente ha avuto un esito giudiziario diverso da quello reale, perché non è mai stata affrontata fino in fondo la pista del mandante armeno di Eliaccia, questo proprio quello che ciò eventualmente avrebbe considerato, e anche in quella vicenda Eliaccia ci sono tante cose che non tornano anche rispetto al ruolo di Eliaccia, che secondo alcune ricostruzioni era probabilmente una pedina nelle mani di Al-Fatah o di organizzazioni per la liberazione della Palestina del tempo, ma anche in qualche modo legato ai servizi segreti israeliani, quindi al Mossad, per cui era un ottimo doppio triplo giochista, e questo ovviamente non fa altro che dare una narrazione sull'attentato al Papa e il rapimento Orlandi molto affascinante, ripeto, dal punto di vista giornalistico. Poi le vicende giudiziarie sono purtroppo ben altra cosa. Certo. Quello che invece sta succedendo in commissione Covid è molto interessante. Io mi sto occupando sul giornale, devo dire che purtroppo il Covid, il periodo della pandemia, ha un effetto sulla pubblica, ma io ritengo che giornalisticamente sia invece un periodo che va affrontato fondamentalmente per capire dove abbiamo sbagliato e di dove ne abbiamo fatti a tripeste, che purtroppo siamo in una fase pandemica, per cui non è escluso che nei prossimi anni ci possano essere altre pandemie che speriamo meno violente di quelle del Covid, perché purtroppo gli attacchi batteriologici e la guerra e le guerre chimiche sono delle minacce oggettive e reali. C'è, come sappiamo, un traffico anche di virus che coinvolge spesso anche nel nostro paese, traffico legale per fini scientifici, che che ha dei margini di rischio di diffusione di questi virus molto alti, nonostante sappiamo benissimo che il virus potrebbe essere scappato non di altissima sicurezza, però è importante secondo me valutare quelli che sono stati fatti, gli errori che sono stati fatti nella gestione della pandemia. Anche qui la commissione Covid sta facendo un grande lavoro di ricostruzione, ha fatto delle audizioni molto interessanti, io ricordo del tecnico scientifico sia del gabinetto di Speranza sia di scienziati che sono a vario titolo occupati della pandemia e anche statistici, da cui sostanzialmente viene fuori quello che noi sappiamo, cioè c'era un piano pandemico fermo al 2006 che i tecnici avevano cercato di aggiornare, ma che la politica non ha avuto nessuna voglia di aggiornare, nonostante gli sforzi di qualche direttore della prevenzione come Ranieri Guerra, che invece è stato accusato del contrario, anche del mio giornale, e in questo abbiamo ammesso che la narrazione era stata distorta da
informazioni mainstream che non erano state verificate fino in fondo. Sappiamo benissimo che, o meglio, sappiamo ragionevolmente che se il piano pandemico è stato applicato con il protocollo che questo piano pandemico portava, probabilmente sarebbe stata una mortalità molto più bassa di quella che c'è stata, è stata una delle mortalità più alte dell'Occidente, almeno nella prima fase, anche per una questione di struttura della società, con diciamo, una certa promiscuità familiare, anziani che convivevano più rispetto ad altri paesi, una longevità che ha consentito a tante persone anziane di arrivare molto in là con gli anni e purtroppo di essere fragili da questo virus tremendo che ancora portiamo, che ancora circola in Italia. E una parte di questa mortalità potrebbe essere collegata a un traffico di mascherine pallate, comprate, strapagate dalla Cina attraverso mediatori vicini al mondo del centro-sinistra che governava quella fase della pandemia, a D'Alema, a Conte, alla sinistra in generale. Sappiamo che queste mascherine sono state messe sul mercato nonostante non fossero neanche certificate fino in fondo, e probabilmente questo mercato di mascherine è gestito dalla protezione civile e successivamente dal commissario all'emergenza Arcuri, che però ha diciamo, rimasto escluso, la cui responsabilità penale è stata del tutto esclusa dalla magistratura ordinaria, potrebbe essere una delle concause di questa enorme mortalità. Un elemento interessante riguarda la gestione sanitaria della pandemia, perché tutti gli scienziati che sono avvicendati in questa commissione d'inchiesta, diretto dal Marco Licheri di Fratelli d'Italia, hanno evidenziato che rispetto alla narrazione che ci avevano raccontato, e che cioè tutta la gestione della pandemia è stata fatta su basi scientifiche, sappiamo invece oggi che la maggior parte delle decisioni assunte dal lockdown in poi, la politica prese in riunioni più o meno carbonare da soggetti che non hanno firmato nessun verbale e che erano presenti, alla cui presenza ne verremo a sapere oggi, senza alcun criterio scientifico assoluto, ma con un gioco di sponda tra CTS, Task Force e governo, in cui diciamo ognuno si è giustificato dicendo che c'era la scienza a chiederci lockdown, c'era la scienza a chiederci vaccini, c'era la scienza a chiederci il Green Pass. Oggi sappiamo che, diciamo tristemente, che così non è, per cui anche tante criticità che sono state sollevate rispetto alla comprensione dei diritti individuali costituzionali del lockdown, del Green Pass, delle mascherine, sono state fatte con una impostazione giuridica fallace, ed è su questo tema, secondo me, che la Commissione d'inchiesta sta facendo il suo lavoro migliore, cioè sulla necessità di ricucire un paese sfilacciato dalla pandemia e soprattutto di garantire una cornice giuridica a una prossima fase pandemia che purtroppo succederà ed è inevitabile, per fare in modo che certe decisioni legittime che ha assunto la politica di limitazione della libertà individuale pur di salvaguardare la salute collettiva vengono assunte non più di imperio dal governo, ma che siano parte di un protocollo condiviso dal Parlamento, in modo che in qualche modo tutte quelle criticità che sono manifestate in quel lockdown non vengono più vengono risolte da un percorso parlamentare il più possibile condiviso. È chiaro, e chiudo, che chi ha gestito la pandemia politicamente, vale a dire Lega, vale a dire i 5 Stelle, PD e Sinistra, sono gelosi se una pandemia custodisce, che sono, ripeto, legittimi, che sono in gran parte venuti fuori grazie all'inchiesta proprio di Bergamo, che ha rivelato tutta una serie di messaggini e di mail che sono scambiati questi soggetti, tutta questa enorme disorganizzazione. È chiaro che alcune scelte politiche del momento sono state assunte non sulla base scientifica ma sulla base politica, quindi certamente c'è un problema non più giuridico, non più penale, ma certamente politico, che però bisogna affrontare proprio perché questa situazione emergenziale potrebbe riproporsi anche in un tempo ragionevolmente breve, facendo evidentemente gli scongiuri, ma insomma è una possibilità che dobbiamo mettere in conto, per cui questa commissione d'inchiesta sta facendo un lavoro preziosissimo nel tentativo di dare una serie di regole al Parlamento
che ci consenta di affrontare questa pandemia, la prossima pandemia, sperando che non finisca, in maniera più matura, anche rispettosa delle libertà individuali. E meglio non si poteva dire. Felice, io ti ringrazio molto, anche perché è stata un'intervista da viaggi e intemperie, per dirla col buon Ivan Graziani, ma l'abbiamo portata a casa. Grazie doppio, allora. Grazie a te e ai tuoi ascoltatori per la pazienza.